Allora abbiamo un mazzo di carte normale, possiamo tranquillamente metterlo. Ok, adesso scegli una carta, quale vuoi tu? Ok. Vai. Aspetta. Ok. Metti questa carta qua e non la muoviamo per tutto il gioco. Però secondo me la tua carta, la carta che hai scelto tu, è un asso. Quindi, poiché secondo me è un asso, andiamo a prendere gli altri 4 assi. Andiamo a prendere il primo asso che è l'asso di cuori. Prendiamo l'asso di cuori e lo andiamo a mettere qua e spacciare il mazzo di carte. Così. Poi andiamo a prendere un secondo asso che sarebbe l'asso di fiori. Prendiamo l'asso di fiori, lo mettiamo qua e andiamo ancora a tagliare il mazzo di carte. Così prendiamo l'ultimo asso che sarebbe l'asso di quadri. Prendiamo l'asso di quadri, lo mettiamo qua, andiamo a tagliare ancora una volta il mazzo, così. Allora, andiamo a vedere la carta che tu avevi scelto, che carta era. Era una donna, quindi ho sbagliato, però possiamo rimediare. E vediamo che se prendiamo la donna con i 3 assi, basta che mettiamo un po' a contatto con le altre carte e vediamo che si trasformano in 4 donne. E quindi gli assi dove stanno? Semplice. Sopra i 4.